Questo museo, che è un vero e proprio scrigno di arte, ha una storia curiosa, interessante e provvidenziale. Nella ricostruzione post-terremoto si dovettero costruire delle fondamenta imponenti sotto la chiesa perché vi passava un corso d'acqua. Quindi c'è questo insieme di sale che hanno lo stesso perimetro della chiesa, qua sovrastante, che erano in pratica inutilizzate. Poi nei primi anni 90 l'ingegner Renato Raffaelli lasciò una buona somma di denaro purché si realizzasse un progetto culturale. Il materiale era abbondante, esistevano i quadri del santuario e del convento di prima del terremoto, si erano salvati quasi tutti e inoltre c'erano dei quadri che erano arrivati dal convento di Capodistria, perché i partigiani di Tito, quando arrivavano in una chiesa, distruggevano tutto. E quindi, visto l'andamento della guerra, i frati di quel tempo portarono le opere in Italia per salvarle. E oggi sono collocate nel convento più vicino al confine, così da dare la possibilità a sloveni e croati di venire a osservare queste opere d'arte. Quindi abbiamo diverse opere di generi differenti che però sono prevalentemente a carattere sacro. Quelli inquadrati in questo momento sono degli ex voto. Un tempo si prendeva una tavoletta di legno e la si dipingeva con il fatto accaduto, in modo che rimanesse a memoria. Ognuno di questi quadri ha una storia. In genere, oggi, quando si riceve una grazia da un santo, si porta un cuore d'argento. Questo scrigno d'arte ha una storia provvidenziale e molto interessante.